Sono 49.902 gli studenti che oggi dalle 8:30 di stamani in Sicilia hanno iniziato ufficialmente gli esami di maturità. Ammesso il 95% dei candidati. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, sosterranno solo la prova orale, sarà necessario mantenere 2 metri di distanza fra candidato e commissione, si dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina e si potrà avere un solo accompagnatore. La discussione sull'esame partirà dall'elaborato scritto presentato dai maturanti entro il 31 maggio scorso, un lavoro sul percorso svolto che riguarda le discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio. Le commissioni sono presiedute da un preside esterno e sono composti da 6 commissari interni. Tra le novità dell'esame di quest'anno c'è il cosiddetto curriculum dello studente, un documento che rappresenta un po' la fotografia del percorso formativo di ogni studente, con tutte le informazioni sulle sue attività scolastiche ed extrascolastiche, che verrà allegato al certificato di diploma senza però influire sul voto finale. Il numero degli studenti che sosterranno il colloquio non può essere superiore a 5 al giorno. L'ordine di convocazione avviene secondo la lettera alfabetica stabilita in base al sorteggio delle singole commissioni. Diverso, si ricalca per grandi linee quello già che anche l'anno scorso, vi ricorderete, ci fu questo problema del Covid, per cui ricalca già quella metodologia, cioè di fare un colloquio solo orale, solo che il colloquio orale quest'anno, come dire, un po' finalizzato, si parte da un elaborato dello studente, poi si va su un argomento di italiano che già il consiglio di classe ha stabilito e individuato, dopodiché si va ad una domanda che fa la commissione in maniera tale che l'alunno possa fare collegamenti anche multidisciplinari, dopodiché si va a cosiddetta alternanza scuola-lavoro, quindi ci raccontano questa esperienza e in tutto questo trasversalmente cerchiamo di collegare quello che è l'educazione civica, che proprio viene definita come disciplina multidisciplinare. Quindi i ragazzi, come dire, dovranno stare, io penso, devono essere tranquilli, perché il nostro compito è un po' quello di accertare quello che è stato lo studio di questi anni. Del resto c'è anche un punteggio che riguarda il credito, che è anche un punteggio del 60%, che io ritengo giusto perché è un punteggio che ricalca veramente il percorso di studio, il curriculum dell'alunno. Quindi noi siamo qui, come dire, molto disponibili a mettere in serenità i ragazzi che dovranno esprimere e dirci quello che un po' in questo percorso è stato questo percorso di scuola, che sono, non dimentichiamo, sono complessivamente 13 anni, seppur questo riguarda gli ultimi 5 anni. E dopodiché da qui capire anche se qualche ragazzo vuole proseguire, come io penso sia giusto, perché l'apprendere, il sapere, la cultura è fondamentale, perché più le persone sappiamo, più apprendiamo, più aumenta il grado di libertà di una persona, perché più si sa, meno si dipende dagli altri. Quando tu dipendi meno dagli altri vuol dire che sei più autonomo e quindi aumenti e accresci sicuramente il grado di libertà. Come si sta svolgendo l'esame, che quest'anno chiaramente è diverso, anche il vostro ruolo di docente qual è? Quest'anno siamo veramente emozionati perché abbiamo vissuto una stagione scolastica pesante, fatta di tanti sacrifici e in cui ognuno di noi ha dovuto rigiocare il proprio ruolo. I ragazzi sono provati, emozionati, e questo ha permesso anche loro di affrontare questo esame in una maniera energica, con forza, perché quest'anno si deve concludere in bellezza e questo è l'impegno che tutti noi docenti e gli studenti abbiamo messo per poter superare le difficoltà e far sì che loro finalmente arrivino alla conquista del diploma e quindi prendano il volo per la loro vita. Un appuntamento che vede anche l'evolversi di un anno particolare dovuto alla pandemia.
Sì, è stato un anno molto particolare per noi, data la situazione emergenziale dovuta al Covid, però naturalmente abbiamo cercato di seguire tutti i protocolli di sicurezza che sono stati previsti anche relativamente agli esami di Stato, quindi i lavori si sono avviati, le commissioni lavorano serenamente, rispettando tutto quello che c'è rispettando tutta la normativa di sicurezza, tutto il protocollo. Quindi ognuno lavora serenamente nella propria ala dedicata della scuola. Si ci prepara insomma al nuovo anno scolastico? Sì, speriamo che il nuovo anno si prospetti in una situazione più tranquilla rispetto a quella che abbiamo vissuto quest'anno. È stato un anno che naturalmente non è stato molto facile per tutti, in previsione di tanti lavori necessari per fronteggiare la pandemia, però diciamo che siamo riusciti in ogni caso a trovare le soluzioni idonee per poter svolgere serenamente il nostro lavoro. Al via l'esame di Stato, tanta attesa, oggi come affronterai questa giornata? Affronterò questa giornata così, cominciando con farò questo grande passo oggi per il mio futuro, grazie all'aiuto di tutti i professori che mi hanno accompagnato in questi lunghi anni. Oggi ho portato anche un progetto qui con me, che è la simulazione di un motore brushless Arduino, grazie alle attività del laboratorio che abbiamo fatto con i professori. Un esame diverso quest'anno, vero? Un esame diverso perché è un esame con le mascherine, diciamo, però ci riusciremo. Come si è affrontato l'anno? Si è affrontato molto bene anche tramite la DAD, non è stato un grandissimo problema, i professori ci sono stati sempre e siamo stati sempre uniti e d'accordo. Brevemente questo esame che hai portato di cosa si tratta? Ho portato il drone, che è la simulazione di un drone tramite Arduino e il motore brushless.